Ciao ragazzi, lo scorso 23 novembre qui a Mozzecane da Franchini si è svolta la prima edizione del Tastasal Day, che è un appuntamento al quale non ho voluto mancare, sia perché Stefano Franchini è un amico, sia perché questo momento ha rappresentato un po' la celebrazione di un cammino che dura ormai da più di 30 anni, perché il Tastasal, nella sua semplicità, carne di maiale, sale, pepe e aglio, ha conosciuto una profonda evoluzione, soprattutto qui, a cavallo tra le province di Verona e di Mantova, perché è qui che assume un significato molto particolare. Ospite d'onore il noto popolare critico gastronomico Edoardo Raspelli. Lui insieme ad almeno altre 300 persone che sono accorse qui nonostante la pioggia. Ma festa bagnata, festa fortunata. Che giornata è stata per te, Stefano? È stato un po' l'arrivo di voler vedere Raspelli nel mio negozio, ma non volere per il discorso della voglia, perché so che più di una volta ha assaggiato i nostri prodotti, lo so per certo, e volevo che venisse a testimoniarlo. È qualche anno che glielo chiedo. Però questa volta è venuto spontaneo e questo mi ha fatto una grande gioia. Però da qui spero che a mio figlio Samuele parte che deve ancora studiare qualche anno, ma parta una cosa magnifica. Chi comincia a parlare di Tastasal? Samuele o Stefano? Il principe del Tastasal. Mentre oggi presentava Stefano la sua macelleria, la sua famiglia, li ha definiti degli eroi. Perché? Perché mandare avanti un'attività non in una grande città come Milano, come Verona, come Venezia, che so io, ma in una cittadina di 8.000 abitanti, in una zona sicuramente abbastanza trafficata, qui stiamo tra Verona, Modena e Mantova, insomma lungo la nazionale, non lontano dall'autostrada, comunque ci vuole coraggio. Per fare non un negozietto di nicchia, ma fare un negozio pian pianino sempre più importante, sempre più strutturato, fino ad arrivare a 4 persone della stessa famiglia o 5 più 3-4 dipendenti. Quindi un negozio di macelleria, salumeria, di trasformazione, di cottura, di invenzione, con numeri ragguardevoli, ma partendo appunto da un piccolo paese. Forse negli anni '80, quando ho aperto il negozio, no, ma ora sì, ora è una cattedrale nel deserto questa situazione. Molte volte penso di trasferirmi anche in posti dove c'è più traffico, dove ci sono più persone, ma ormai io ho piantato le mie radici qua, ho la mia abitazione, il mio lavoro, i miei interessi li ho qua e quindi penso di non trasferirmi mai da qua. Attenzione, sta nascendo una cosa molto molto importante. Il bollito! Non è stato solo il Tastasal il protagonista di questa festa, perché alla fine non poteva mancare il bollito con la perà, quindi con tutti i pezzi, la copertina, il cotechino, il cappone e la perà ovviamente, che è questa salsa tutta veronese di origine medievale, un vanto per la cucina veronese che anche Raspelli ha apprezzato moltissimo. Macellerie come queste, aziende come queste, quindi anche famiglie come questa, che cosa rappresentano per l'Italia gastronomica?
Io quando vedo storie generazionali che attraversano tante difficoltà, ovviamente tanti impegni, tanti mutui e vanno avanti con grandi risultati, io mi entusiasmo, mi commuovo. Forse anche perché alla mia età purtroppo i miei 2 figli non mi daranno mai dei nipotini, quando io vedo dei bambini o dei giovani adulti, dei 18enni, 19enni che potrebbero essere i miei nipoti, li seguo con tanta amicizia, con tanto affetto e con tanta attenzione. E poi quando vedo poi i risultati positivi. Samuele Franchini, figlio di Stefano Franchini, è un ragazzo che parla come un laureato in filosofia e però farà il macellaio. Fare il macellaio può sembrare riduttivo, ma attenzione, vuol dire conoscere la carne, vuol dire conoscere gli allevamenti, conoscere che cosa si mangia, cioè ci sono delle doti molteplici che trasformano un lavoratore, se vogliamo, negletto fino a ieri, in uno scienziato dell'agroalimentare. Raspelli è una persona, come abbiamo visto, almeno a quello che vedo io, di livello molto alto, ma penso che oggi abbia imparato un'altra cosa. E difatti, scendendo dalle scale di casa mia, mi ha detto grazie, scusate se mi emoziono, mi ha detto grazie perché ho visto una famiglia molto molto unita che porta avanti la tradizione con passione. Lei in passato ha avuto una querela anche abbastanza accesa con una nota catena di fast food americana, ma questo mi serve per riallacciarmi a un altro concetto, no? Da questi fast food all'evoluzione della ristorazione, c'è ancora la cultura del gusto in Italia? Nel 75 si mangiava malissimo e si mangiava malissimo anche in Veneto. Io mi ricordo che venivano esaltati ristorantini, ristorantoni, ci passavo io che ero un ragazzetto di 26 anni e distruggevo dei nomi di ristoranti importanti che però precuocevano i giorni prima per dare da mangiare alla clientela sabato sera, domenica a mezzogiorno. La ristorazione ha fatto passi da giganti, il gusto ha fatto passi giganti, la Coldiretti ha inventato il chilometro zero, Arcigola si è trasformato in slow food, pazienza per il nome Arci che hanno buttato via, ma ha insegnato tante cose agli italiani. La stampa, i critici dei ristoranti ormai sono improvvisati, ormai i conti non li paga più nessuno, anche perché la crisi economica tocca sia i giornali che i giornalisti, i blogger basta scrivere di qui, basta avere la tastiera, diventano dei gastroleoni da tastiera. E la ristorazione italiana sta andando a sbattere, perché ormai tu non trovi più il rigatoni con la paiata piuttosto che il bollito con la pearada, ma vai in giro nei ristoranti italiani e mangi parole tipo aria di, fumo di, pomata di zucchine, e questo nominalismo fesso velleitario si trasforma in piatti che non sanno più di niente e soprattutto tutti uguali. Se io vado in Sicilia voglio mangiare i cannoli di ricotta, che so io, se vado nelle Marche voglio mangiare i vincisgrassi, e se io vado in Veneto voglio mangiare i risibisi. Tranne qualche zona la gastronomia legata al territorio, alla storia del nostro paese, così come di altri paesi, non c'è più nessun legame col passato. Siamo rimasti un pochi e forse ne perderemo ancora qualcuno. Certo che le persone che rimangono, i macellai puri, perché secondo me il macellaio puro cosa deve fare? Deve macellare il proprio bovino e venderlo tutto, 1, 2, la capacità che ha di macellare, e non acquistare carni foranee. Quando rimane senza un taglio di carne deve alzare la mano, deve dire alla signora: mi scusi signora, quel taglio là non ce l'ho, ci sarà la settimana prossima. Quello è un macellaio, se no
è un rivenditore di carne e rivenditori di carne ce ne sono tanti che hanno una buona qualità, nessuno dice niente. Io sono e voglio essere e voglio rimanere un macellaio.